Come registrarsi? Per registrarti hai bisogno di un indirizzo di posta elettronica e tieni un documento di riconoscimento a portata di mano. Ogni dato inserito in fase di registrazione, a parte il codice fiscale, potrà essere modificato in seguito. La registrazione si attiva dalla pagina www.iscrizioni.istruzione.it e avviene in due tempi. Prima occorre compilare un modulo indicando un indirizzo email principale da digitare 2 volte per sicurezza e, se disponibile, un secondo indirizzo email. Poi, dopo che avrai ricevuto una nostra email al tuo indirizzo principale, clicca sul link Conferma la registrazione per accedere alla pagina dove inserire la password per entrare in iscrizioni online. La password la scegli tu, ma deve essere di almeno 8 caratteri e non più lunga di 14. Deve includere un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola. Ricorda, devi cliccare sul link entro le 24 ore, altrimenti la registrazione scade. Per motivi di sicurezza, la password non è inviata via email. Ti consigliamo perciò di trascriverla e conservarla con cura. Dopo che avrai inserito la tua password, ti arriverà una email con il codice utente per accedere alle iscrizioni online e compilare la domanda di iscrizione. Se non hai ricevuto il codice utente, cerca il messaggio nella posta indesiderata, altrimenti esegui la procedura di recupero del nome utente dalla pagina www.iscrizioni.istruzione.it. In caso di password smarrita o dimenticata, puoi effettuare il recupero della password indicando l'indirizzo principale di posta elettronica fornito in fase di registrazione. Le famiglie con più figli non devono registrarsi più volte. La registrazione, infatti, serve per ottenere un codice di accesso al servizio delle iscrizioni online. Con questo codice di accesso puoi presentare tutte le domande di iscrizione necessarie. L'utilizzo dell'applicazione Iscrizioni Online è obbligatorio per tutte le scuole statali, escluse le scuole dell'infanzia, ma è facoltativo per le scuole paritarie. Per questo motivo, se desideri iscrivere i tuoi figli nelle scuole paritarie, prendi prima contatto con la scuola e accertati che partecipi alle iscrizioni online. A partire da quest'anno, al termine della scuola secondaria di primo grado, puoi anche iscrivere tuo figlio ai corsi di istruzione e formazione professionale presso i centri di formazione professionale per le regioni che hanno aderito al progetto delle iscrizioni online e indicate sulla home del sito www.iscrizioni.istruzione.it. Come presentare e inviare la domanda. Dopo aver effettuato la registrazione, entra nell'applicazione cliccando sulla scheda Accedi in alto a destra dello schermo e digita l'utenza che hai ricevuto per email e la tua password. Poi fai clic su Presenta una nuova domanda di iscrizione. Ti viene chiesto di scegliere le scuole o il CFP in ordine di priorità cui indirizzare la domanda e il loro codice identificativo. La domanda viene inoltrata alla prima scuola CFP selezionata. Le scuole indicate come seconda e terza scelta saranno invece coinvolte una dopo l'altra solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico. Se non conosci i codici delle scuole scelte, puoi cercarli su Scuola in Chiaro dal sito www.istruzione.it oppure puoi rivolgerti alle scuole stesse. Una volta inserito il codice della scuola scelta e accettate le condizioni per il trattamento dei dati personali, il sistema ti guiderà nella compilazione del modulo di iscrizione. L'accoglimento della domanda di iscrizione potrebbe essere subordinato al possesso di specifici requisiti di precedenza stabiliti dal Consiglio di Istituto della scuola scelta e pubblicati all'inizio del modello di domanda. Per questa ragione è opportuno fornire tutti i dati richiesti nel modulo online. Sul modulo di iscrizione sono indicati contatti della scuola, messi a disposizione per rispondere alle richieste di chiarimenti sull'iscrizione
o per il supporto alla compilazione delle domande online. Dopo aver completato l'inserimento, puoi visualizzare la domanda, salvarla in formato PDF e controllarla in tutte le sue parti. Verificata la correttezza, puoi eseguire l'invio. Attenzione! La domanda, una volta inviata, può essere modificata solo contattando direttamente la prima scuola scelta, che la restituirà alla famiglia per le correzioni, sempre che ciò avvenga entro la data di scadenza delle iscrizioni. Dopo l'invio della domanda, una schermata ti conferma che l'inoltro è avvenuto con successo. È una ricevuta che ti sarà inviata anche alle caselle di posta elettronica, principale e secondaria, che hai comunicato all'atto della registrazione. Sarà utile conservarla per i contatti successivi con la scuola. Ogni informazione sullo stato di lavorazione della domanda, sino all'accettazione finale, verrà inviata agli indirizzi email indicati all'atto della registrazione. Ti ricordiamo che il servizio delle iscrizioni online è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica. Inviare la domanda per primi non dà priorità di accoglimento da parte della scuola. La procedura rimarrà aperta fino al 15 febbraio. Come compilare la domanda? Una volta inserito il codice della scuola o del CFP voluto, si aprirà il modulo di iscrizione relativo all'istituzione scelta. A questo punto occorre inserire i dati richiesti nel modulo di domanda. Alcuni dati sono obbligatori, ovvero necessari per l'iscrizione, altri facoltativi, ovvero inseriti dalla scuola per far conoscere la propria offerta formativa e per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie. In particolare, il modello di domanda di iscrizione online è composto da 2 sezioni. Nella prima sezione ti viene richiesto di inserire i dati anagrafici di tuo figlio e altre informazioni necessarie per l'iscrizione. Nella seconda sezione vengono richieste informazioni di specifico interesse della scuola prescelta, utili per esempio all'accoglimento delle domande o alla formazione delle classi, oppure per conoscere l'interesse delle famiglie sugli eventuali servizi offerti dalla scuola, mensa, trasporto, eccetera. Inserite le informazioni, potrai visualizzare la domanda per poterla controllare in tutte le sue parti. Verificata la completezza e correttezza, esegui l'invio alla scuola di destinazione. La domanda può essere compilata in tempi diversi e quindi puoi interromperti, salvare le informazioni fino a quel momento inserite e non inoltrare la domanda. Solo cliccando sul pulsante Inoltra si conclude la procedura e si trasmette definitivamente la domanda di iscrizione sia alla scuola destinataria sia a quella oggi frequentata da tuo figlio. La domanda, una volta inviata e presa in carico dalla scuola, non può più essere modificata. In caso ti occorresse apportare delle modifiche, puoi contattare la scuola destinataria della domanda che, se necessario, può restituirtela attraverso il portale entro il termine di presentazione delle domande, 15 febbraio. Cosa succede dopo l'invio? Dopo l'invio della domanda puoi seguire il suo corso dalla homepage di iscrizioni online nella sezione dedicata Situazione domande. Ti riassumiamo gli stati che può assumere una domanda di iscrizione dopo il suo invio. La domanda è inoltrata quando è recapitata alla prima scuola scelta, che dopo la chiusura delle iscrizioni la prenderà in carico insieme a tutte quelle pervenute. Accettata quando la domanda presa in carico è accolta dalla scuola destinataria dell'iscrizione. Smistata quando, in caso di indisponibilità di posti o in assenza dei requisiti indicati nei criteri di accoglimento delle domande, viene inoltrata alla scuola indicata dal genitore come soluzione alternativa. Restituita alla famiglia solo durante il periodo delle iscrizioni, 15 gennaio, 15 febbraio, quando la scuola restituisce alla famiglia la domanda già inoltrata o su richiesta della famiglia stessa o su iniziativa della scuola per integrare alcune informazioni mancanti. Una domanda restituita, dopo le modifiche, deve essere nuovamente inoltrata. Ricorda,
Tutte le variazioni di stato della domanda saranno notificate via email agli indirizzi forniti nella procedura di registrazione.